bentornati a Valgrande. Oggi sono uscita per la mia passeggiata, oserei dire quotidiana, perché ogni giorno scopro colori e profumi all'interno qua della nostra corte. Il colore che spicca maggiormente in questo periodo ed è il fiore per eccellenza dei nostri campi è il papavero. Accanto a quello però possiamo anche trovare questi timidi fiorellini che sono i fiori della camomilla. Pensate che la mia mamma si prepara la camomilla in casa mettendo adesso ad essiccare questi fiori su una piccola rete, ritirandoli alla sera al fine di evitare l'umidità e gustarsi quindi le sue bevande calde realizzate con le proprie mani. Io invece utilizzo i profumi e gli aromi delle mie erbe durante la preparazione per i vostri menù. Infatti si possono assaggiare le zucchine al profumo di menta oppure gli arrosti con il profumo di timo, accanto ovviamente a tutte le altre preparazioni classiche della nostra cucina, come i bigoli, che sono una pasta ricorrente sempre presente, oppure i risotti, che variano di settimana in settimana secondo il mio estro e secondo i prodotti che possiamo reperire in questa stagione. Accanto poi a queste preparazioni potremo però anche proporvi le carni del nostro pollame o gli arrosti che, vista la temperatura, vi possiamo servire freddi. Non tralasciamo i dolci che prepareremo abbinati alla frutta fresca di questo periodo. Se siete curiosi di assaggiare qualche piccola preparazione stagionale, vi invito a contattarci, vi invito a prenotare il vostro tavolo attraverso i contatti che potrete trovare tra le pagine del nostro sito o nelle pagine social dove noi siamo presenti. Un invito e buona settimana a tutti. Ciao!